L'immagine emblematica è quella dell'uomo che percorre in barca una delle strade più trafficate di Vicenza, e non parliamo certo di traffico di natanti. È il novembre 2010 ed un'ampia fascia del Veneto centrale finisce sott'acqua, espressione di un dissesto idrogeologico che paga dazio ad urbanizzazione e cementificazione del territorio. Ha il suo bel e legittimo dire il governatore veneto Luca Zaia a proposito dei soldi che Roma dovrebbe restituire al Veneto, tributi pagati dai veneti per realizzare le opere necessarie. Come dire, il federalismo, rispolverato nell'occasione, potrebbe aiutare a risolvere le emergenze. Ma Zaia crediamo si riferisse più che altro alle apparentemente incoraggianti parole del premier Enrico Letta, che a Longarone, nel Bellunese, qualche giorno prima, cioè sabato 12 ottobre, aveva annunciato un decreto legge sul dissesto idrogeologico collegato alla legge di stabilità, presumibilmente, ci permettiamo di osservare, oscurato dalle polemiche conseguenti al citato varo legislativo dell'esecutivo. Tant'è, ma il Veneto, nell'approssimarsi delle celebrazioni del terzo anniversario dell'alluvione di Halloween, avvenne infatti tra la fine di ottobre e i primi di novembre, non si sente ancora sicuro, e in vista di un periodo dell'anno particolarmente ricco di precipitazioni, pur se questo 2013 non ne ha fatto certo mancare in qualunque momento dell'anno. Vasche e bacini di laminazione, nonché casse di espansione finora realizzate, oltre 920 le opere di tutela del territorio portate a termine, non sono ancora sufficienti a scongiurare qualunque tipo di evento calamitoso. Infine, se non bastasse, c'è anche la questione della restituzione dei contributi ricevuti da cittadini per i danni subiti e non sempre dovuti, ovvero sovrastimati oppure elargiti in virtù di pezze giustificative non adeguate alla somma ricevuta, di cui si devono far carico i comuni nella veste di esattori su invito delle regioni. In questo caso ci sono sindaci che hanno accettato di buon grado ed altri che proprio non ci sentono a farsi carico di questo ulteriore onere. Insomma, siamo in Veneto, regione virtuosa per eccellenza del bel paese, di cui però denuncia sotto certi aspetti come questo tutta la propria appartenenza. Di soldi ne servono veramente molti e il tempo in tutti i sensi non aiuta.